Silvio Mazziotti, il nostro Silvio. Buonasera, grazie per essere qui. Come tutti sapete sono qui in veste di filosofo per presentarvi il mio ultimo libro, Così parlò Balaustra. È un libro vero prossimo ad essere un bestseller. Al momento il numero delle copie vendute una, l'ho comprata io, un'autoproduzione. Un applauso a questo splendido pubblico che comprerà il mio libro, grazie. Balaustra, come molti di voi sanno, è uno dei più grandi pensatori dei nostri tempi. In questo libro vero si racconta che un giorno un bambino prendesse a pallonate la finestra dello studio di Balaustra e dopo aver solamente 21 pallonate Balaustra aprì la finestra e parlò al bambino, proferendo quelle immortali parole: bambino, motte lo buco sto pallone. Parole alla base di ogni dialettica generazionale. Balaustra amava molto i bambini, molto, ma soprattutto Balaustra amava i carciofi, amava mangiarli crudi col pinzimonio, lessi, bolliti. Balaustra, come molti grandi filosofi, credeva profondamente nella libertà umana e si andava chiedendo, negli anni, se ci fosse una relazione tra i carciofi e la libertà umana. E dopo anni e anni di studio, il grande Balaustra giunse alla conclusione che in effetti no, non c'è una relazione tra i carciofi e la libertà umana, non c'è, così. Grande Balaustra. Balaustra rifletteva sul tempo, diceva: il tempo è un grande maestro, peccato che uccide tutti i suoi allievi. I bidelli no, però, i bidelli no. Grande Balaustra. Balaustra ammirava i bidelli, spesso indossava il camice nero da bidello e si ammirava allo specchio. Balaustra aveva elaborato una teoria secondo cui l'universo è immobile e il tempo è fermo, teoria che durò fino a che poi Balaustra non la smise di comprare gli swatch dai cinesi. Grande Balaustra. Ma Balaustra si interessò anche a uno dei grandi temi della metafisica occidentale, il condominio, e all'uopo scrisse il famoso libro La dialettica del condominio, in cui studiava soprattutto quel luogo utopico del condominio, l'ascensore, come fare a viaggiare in ascensore senza condomini. Diceva Balaustra, munitevi di un vaso da notte, calatevi le braghe, mettetelo al centro dell'ascensore, sedetevi sul tetto supporto e continuate il viaggio. Vedrete che ogni condomino aprirà lo sportello dell'ascensore e la chiuderà. Scusate. Grande Balaustra. Interessante ciò che pensava Balaustra dell'amore, Diceva Balaustra: verrà il giorno in cui tutti ameranno tutti e sarà una grande sfacchinata. E quindi Balaustra studiava le forme dell'amore, la monogamia, un uomo, una donna. Balaustra fu forse il primo a scoprire che la causa di ogni divorzio è una sola, il matrimonio. La poligamia, un uomo più donne, la poliandria viceversa, una donna più uomini. Per la seconda e la terza forma Balaustra suggeriva di ricordare almeno bene i nomi propri, o eventualmente scegliere partner con lo stesso nome, anche se Balaustra durante i suoi amplessi chiamava le sue partner per cognome, era molto discreto. E ora un brevissimo cenno all'ultima fase del pensiero di Balaustra, il mondo capovolto. Questa è una fase che va molto molto al di là delle parole. Il mondo capovolto.